Nuovamente buongiorno e ben ritrovati con 7 in punto, mattinata dedicata alle pari opportunità. Prima abbiamo sentito la vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, Cristina Greggio, e adesso abbiamo l'unico componente maschile di questa commissione, Mirko Pizzolato. Buona giornata e ben trovato. Buona giornata a voi. Ho indugiato sull'unico perché in realtà non è ancora ben chiaro se sia l'unico a livello nazionale, o potrebbe essere addirittura nelle varie commissioni regionali. Sicuramente è uno dei pochi, ecco. Sì, immagino uno dei pochi, non ho il dato preciso, non so dire se è l'unico, se sono l'unico a livello nazionale. Di sicuro sono il primo nella Commissione regionale Veneto, questo sì, e so che pagherò dazio perché inevitabilmente ogni volta che parliamo di pari opportunità e parliamo di Regione Veneto devo in qualche maniera spiegare o raccontare o giustificare il fatto di essere un membro maschile in una commissione che viene percepita come femminile. E questo infatti lo spiegheremo bene nel corso della puntata sul perché e il per come. Però raccogliamo come inizio il testimone lasciato dalla vicepresidente Greggio sul il tema che avrebbe occupato le prossime discussioni, cioè lei ha indicato il lavoro. E il lavoro, chiedo allegualmente, è in realtà percepito come una tematica pressante davvero per le pari opportunità. È assolutamente pressante, a parte che è pressante per tutti e fino a qua ok, è la crisi che ce lo dice, sono i dati che ci dicono, ma nella percezione di ognuno di noi sappiamo perfettamente, tutti noi conosciamo qualcuno che non ha lavoro, anzi molte persone, però quando parliamo di pari opportunità questo diventa un tema cruciale. Lo dico ogni volta che mi capita di parlare di questo, non si può parlare di pari opportunità a pezzi, non possiamo parlare di violenza, non possiamo parlare di lavoro, non possiamo parlare di donne e politica, va preso nell'insieme. Chiaro che il tema del lavoro diventa un'emergenza assoluta, siamo un paese con una bassissima occupazione femminile, siamo al 49% circa, quando in realtà per la strategia di Lisbona dovevamo aver già superato il 60%, quindi questo diventa veramente un elemento fondamentale. Domanda, ma altri paesi sono molto più virtuosi di noi o hanno una situazione complessiva? Assolutamente, noi siamo pochissimo virtuosi in questo ambito e siamo tra i paesi con la più bassa occupazione femminile, pochissimi ci battono. Qual è il problema? Uno potrebbe dire, vabbè, se questo non ci serve, poco male, ma noi sappiamo perfettamente che il lavoro è uno degli elementi essenziali per raggiungere autonomia economica, finanziaria, ma anche per poter portare avanti delle proprie convinzioni. Ognuno di noi cerca di realizzarsi attraverso il lavoro e questo è dimostrato ormai ampiamente a livello europeo, è una chiave fondamentale per arrivare ad affermare il proprio modo di essere, il proprio modo di vedere, realizzare le proprie ambizioni, anche di ordine economico, ma non solo, è un elemento attraverso il quale, molto spesso quando si parla di pari opportunità si parla della mancanza di autostima, no? Cosa che mi lascia sempre un po' perplesso perché sembra sia solo un problema di autostima e così non è. Però inevitabilmente io attraverso il lavoro trovo anche elementi di autostima banalmente, quindi è una porta d'accesso dal mio punto di vista, tanto più in questo momento di crisi che potrebbe essere in questo senso un'occasione più unica che rara. Molto spesso si dice che dalle crisi si esce e non se ne esce uguali, tanto più da questa, non ne usciremo uguali. Questo potrebbe essere l'occasione per poter ragionare in maniera interessante del lavoro femminile. E per crescere in modo diverso. Insomma, sì, pensiamo all'imprenditoria femminile per esempio. Gli ultimi dati, 15 giorni fa la provincia di Treviso, io vengo dalla provincia di Treviso, la provincia di Treviso circa 15 giorni fa ha diffuso alcuni dati che dimostrano come le imprese a titolarità femminile stiano dimostrando di tenere di più e meglio la crisi. Sembra poco, è un dato, non è un dato da poco, è un dato incredibile. In realtà chi si occupa di pari opportunità sa della tenacia e della passione che ci mettono le donne imprenditrici, non che gli uomini non ce la mettano, ben inteso, però sappiamo di questo e questo dato ha rafforzato alcune convinzioni. Perché Mirko Pizzolato arriva alla Commissione Pari Opportunità? In che modo ci è arrivato? Innanzitutto un percorso professionale, ma prima ancora diciamo un percorso di studi. Sì, allora io individualmente mi occupo di pari opportunità da molto tempo, è una passione
nata in ambito universitario. Io ho avuto la fortuna presso la Facoltà di Scienze Politiche a Padova di incontrare alcune docenti illuminate. Faccio il nome di due in particolare, Franca Bimbi e Laura Balbo. Quindi un ex ministro anche. Laura Balbo è l'ex ministro delle pari opportunità, che ho avuto la fortuna di avere come relatore di tesi. È scattata la scintilla in qualche misura da un punto di vista di studi. Poi da lì ho continuato, io mi occupo professionalmente di questo tema, mi occupo di formazione ai ragazzi sul tema delle pari opportunità, seguo molte commissioni locali che si occupano di pari opportunità, e poi lavoro in una cooperativa sociale, e poi a un certo punto, siccome la durata del mandato della commissione regionale segue la legislatura, con le ultime regionali a un certo punto è uscita l'apertura delle candidature, perché non sono nominati dai partiti i soggetti che sono in commissione, c'è un'apertura di candidature e chi vuole può presentare la propria candidatura. E in rappresentanza di enti di categoria, io sono lì a rappresentare il mondo della cooperazione e Lega Coop in particolare, però c'è una selezione a curriculum. Che ne sappia, c'erano altre candidature maschili? Oppure è stato un po' anche un tentativo? Non lo so se c'erano altre candidature maschili. Non dico di forzare, maschili, ma comunque insomma... Non lo so. Di sicuro quando ho avanzato questa proposta, qualcuno, di cui non dirò il nome nemmeno sotto tortura, mi ha detto: ma cosa vai a fare? In fondo è cosa da donne, no? Che è la cosa tipica che mi viene, che sento dire quando si parla di pari opportunità, ed è uno dei più grossi errori che possiamo commettere evidentemente. Il sogno è avere un ministro uomo alle pari opportunità e un ministro donna alla difesa, certo, per esempio. Allora lì probabilmente abbiamo fatto un passettino in avanti. Ulteriore. Qui intanto ancora nell'attesa di questo c'è appunto un'attività in commissione. E come si vive all'interno di questa commissione, dove ricordiamo ci sono una presidente, 15 consigliere donne e una consigliera appunto della regione. La consigliera di parità. È sempre in minoranza, oppure appunto una voce che viene per questo motivo, per essere l'unica voce, non dico contraria, ma l'unica voce diversa a essere più ascoltata? Non sono assolutamente minoranza, né ho più peso per il fatto di essere maschio, evidentemente, e per fortuna sarebbe drammatica questa cosa. Il clima è molto molto piacevole. Beato fra le donne? Neanche questo direi, è un clima piacevole perché è un clima di assoluto impegno. Le mie colleghe in commissione sono molto competenti, molto preparate, anche molto agguerrite nel sostenere alcune cose, nascono delle interessantissime discussioni, perché oggettivamente veniamo da mondi molto diversi. C'è il mondo dell'imprenditoria, il mondo dei sindacati, c'è chi viene perché ha già esperienze politiche e chi di politica non si è mai occupato. È un clima molto costruttivo, si discute moltissimo, però se devo dire una cosa che non trovo rispetto ad altri contesti tipicamente maschili è quella logica di potere che a volte nei gruppi maschili si trova, che non penso sia tipicamente maschile, ma troppo spesso ormai è connaturata la cultura maschile dell'agire in questa cosa. Ecco, mentre si sistema il microfono, volevo capire se la presenza appunto all'interno di questa commissione insomma, possa aiutare anche in qualche maniera a affrontare questi temi, cioè c'è molta discussione, molto confronto tra di voi. Sì, è un confronto molto franco, molto sereno, ripeto, in forza di esperienze molto diverse che arrivano da una parte e dai vari componenti, però è sempre un confronto di un'estrema correttezza. Io non ho mai sentito nessuno alzare la voce, niente, pur partendo anche da idee diversissime, perché come potrai immaginare avere a volte i rappresentanti sindacali e i rappresentanti datoriali e discutere dei temi del lavoro può risvegliare degli elementi di perplessità che vivono anche al di fuori della commissione. Insomma, i giornali li vediamo tutti, li leggiamo tutti e sappiamo com'è la situazione. Ciò non toglie che il confronto, seppur franco, è sempre estremamente pacato e costruttivo. Stiamo parlando di Commissione per l'opportunità della Regione Veneto e continueremo a farlo tra poco qui a 7 in punto con Mirko Pizzolato, che ne è un componente. Tra poco.
Un ultimo aspetto, come ricapitolato, sempre per parlare dei lavori nella Commissione, una visione particolare di una Commissione, come detto, al femminile. È la serietà dei temi che impone questo, praticamente riuscire ad avere appunto questa volontà di raggiungere appunto una cosa, questo meno confronto da altre parti, o pensa che sia una prerogativa appunto femminile di poter portare a discussioni di questo tipo? No, non è una prerogativa femminile, altrimenti rischiamo di cadere in un giochino che è quello degli stereotipi e questo sarebbe sbagliatissimo. Quanti ne sentite? Questa è la cosa più importante. Infiniti. Credo potremmo scrivere libri di stereotipi ed è uno degli errori più classici, dire le donne non si occupano di politica perché in fondo la politica è cosa da uomini. Sbagliato. Non è una questione di natura, non appartiene alla natura dell'essere maschile o femminile, dell'essere uomini e dell'essere donne. Chiaro, esiste una cultura del potere agito, questo sì. La commissione regionale, pur essendo un luogo dove viene agito un potere, per quanto consultivo, per quanto tutto quello che vogliamo, però è evidente che è condizionata in termini culturali da un modello diverso. Non ci sono quei giochini, quei giochi di potere a volte che nascondono secondi fini, che in altre occasioni a me è capitato di vedere. Questo non vuol dire che quindi la commissione è fatta da santi che meritano la beatificazione immediata, assolutamente no, semplicemente si sta nel merito delle questioni. Capita che i voti non siano nemmeno unanimi, ma questo è un bene. Io ho sempre detto che riguardo le pari opportunità, spesso quando ci sono delle proposte nei comuni, capita spesso che i consigli comunali votino all'unanimità. Allora, quando c'è questo voto unanime, o ipotesi 1, la cosa è così importante che va al di sopra di tutto, oppure è così poco incidente che tanto vale fare bella figura a tutti. Questo è un rischio molto grosso, non lo dobbiamo correre. In Commissione Pari Opportunità non si arriva a voti unanimi per questo motivo, ma perché si discute delle cose e se ne discute stando sul merito, semplicemente questo. Questa è la cosa più importante. Dicevamo nella politica, donne e politica, un po' come viene vista, cioè, non ci sono tante donne che occupano posti importanti, ce ne vorrebbero? Non c'è dubbio. O è uno stereotipo anche questo? Non è uno stereotipo. Ce ne vorrebbero per motivi anche molto semplici. Noi tuttora siamo su percentuali molto basse. In Parlamento, vado a memoria, non sbaglio di molto, siamo intorno al 20% di presenza femminile. Allora, i dati, la bibliografia ne è piena, ci dice che sotto il 30-40% di presenza, quella caratteristica, quel gruppo non riesce a incidere con le proprie caratteristiche. Questo vale per le donne, varrebbe allo stesso modo se fossero gli uomini. Quindi noi abbiamo bisogno di aumentare la percentuale di donne, altrimenti rischiamo che le poche che ci sono siano omologate a un modello maschile. Questo ci serve per essere a posto con la coscienza? No, secondo me non è questo il dato, cioè noi non abbiamo bisogno di più donne che si occupino di politica perché così ne è un fatto di giustizia sociale e basta. Noi abbiamo bisogno di questo perché abbiamo bisogno, come dire, di avere la più vasta gamma di idee e di possibilità e di pensiero in chi governa. Credo che chiunque possa essere d'accordo, lei per primo, sul fatto che ognuno di noi auspica che a governare siano le teste migliori, le menti più brillanti. Siccome è scientificamente dimostrato che sono ugualmente distribuite, il rischio è che se noi abbiamo una stragrande maggioranza di uomini, è statisticamente molto probabile che non abbiamo tutte le migliori e più brillanti menti, perché la parte femminile, anche ammesso che tra quelle che sono presenti in Parlamento siano tutte brillanti, sicuramente una parte è rimasta fuori. Quindi in questo senso ne potremmo fare addirittura un dato di convenienza, lo dico pensando agli uomini, certo, perché io penso che ci sia anche una questione di giustizia sociale dietro. D'accordo, ma dove si forza per raggiungere questo obiettivo? Si forza su due piani e bisogna citare le famigerate quote. Si forza su un piano che è quello di temporaneamente, per esempio per un paio di legislature, inserire le quote. Fare in maniera che per almeno 2 mandati si possa avere una percentuale di donne significativa, il 40% per esempio potrebbe essere un numero. Questo da solo non basta, anzi i detrattori delle quote dicono è una cosa antipatica, le quote sono di per sé, sembrano la riserva indiana, sembra una cosa brutta, no?
Però secondo noi, secondo me, ma gli esempi europei ce lo insegnano, quello può essere un primo strumento. Il secondo strumento è si lavora sul piano culturale. Torno però a quello che ho appena detto, sulle quote, il discorso delle due legislature per esempio con queste quote. Perché due posso chiedere, nel senso appunto può essere una, può essere 5, cioè com'è che due possono essere un periodo sufficiente ad alimentare poi un meccanismo diverso? Noi abbiamo votato per 2 mandati, per 2 legislature alle europee con le quote. E noi abbiamo con quei 2, mentre l'ultima volta non avevamo più le quote. Sì. Con quei 2 mandati lì noi abbiamo artificiosamente alzato i numeri delle donne, no? E qual era il rischio? Che nell'ultimo mandato il numero di donne crollasse. E invece noi abbiamo visto che l'abbiamo mantenuto decisamente più alto delle percentuali nazionali. Cosa ci dice questo? Questo ci dice che probabilmente questo potrebbe essere stato uno stimolo in più che ha confermato un modello, perché abbiamo dato la possibilità a tutta una serie di parlamentari donne di formarsi, di essere radicate nel territorio, di essere riconosciute dai propri elettori e quindi di essere riconfermate. In questo senso 2 potrebbe essere un numero sufficiente. Perché c'è un test anche già perché effettivo. C'è un test. I paesi nordici sono partiti con le quote, non hanno sempre avuto altissime percentuali, sono partiti con le quote. Questo è il primo piano. Per questo potrebbe essere una strategia. Io non credo che sia una buona idea avere le quote permanenti. Questo no, lo troverei una forzatura, però temporaneamente sì. Dall'altra parte bisogna agire sulla cultura. Sulla cultura vuol dire sulle scuole, sui territori, sui comuni, con le commissioni pari opportunità, con le associazioni femminili e non, cioè lavorare quotidianamente nelle imprese. Parliamo sempre male della presenza delle donne in politica dicendo la politica è la cosa peggiore. Se noi andiamo a vedere le rappresentanze sindacali o datoriali, non abbiamo numeri più alti, non è la politica l'unico problema che abbiamo. L'ambito complessivo, insomma, è assolutamente trasversale. Diceva anche delle commissioni di pari opportunità comunali, per esempio. Sì. Hanno qualcosa da insegnare alla commissione regionale? Per esempio, accennava che altri suoi colleghi hanno fatto parte senz'altro di queste commissioni. Oltre a questo aspetto, c'è qualcosa che a livello strettamente locale può essere forse più dinamico, può essere fatto in modo anche preso come esempio, o sono proprio diversi come ambiti? No, c'è sicuramente di buono, qualcosa di buono, c'è molto di buono, ma c'è un dato in particolare che come Commissione regionale stiamo adottando e che è tipico delle commissioni locali, che è quello della territorialità. Sì. Cioè le commissioni locali, quelle comunali, intercomunali, a volte si parla di commissioni di comuni che hanno 4-5 mila abitanti, hanno il merito di essere fortemente radicate nel loro territorio. Questo ci permette a quelle commissioni di essere riconosciute e di poter rispondere a bisogni concreti. Come Commissione regionale ci siamo resi conto di questo e abbiamo capito che quello è un dato fondamentale e per questo stiamo lavorando per costruire la più stretta e diffusa rete con le commissioni locali. È importante che ognuno faccia il proprio, la commissione regionale non può fare quello che fanno le commissioni comunali e viceversa, però può essere integrato il lavoro che si fa e si può creare un'enorme ricchezza, perché la commissione regionale ha la possibilità per esempio di avere statistiche importanti, di fare studi che sono determinanti per poi agire politiche. Le commissioni locali sono quelle che poi agiscono le azioni e possono dare un ritorno alla Commissione regionale dicendo questa cosa funziona, questa cosa non funziona, su questa cosa bisogna lavorare. È estremamente prezioso, ma è solo in una logica di rete che troviamo la quadra. Ed è così che territori talmente differenti come possono essere anche nell'ambito della stessa regione trovano dunque un minimo comune denominatore, insomma, proprio all'interno della Commissione stessa regionale. Non c'è dubbio. Questo e l'altro canale sono le buone prassi, cioè la possibilità di avere degli esempi virtuosi e questi esempi virtuosi, questo microfono mi sta facendo dispetti, esempi virtuosi dicevo che possono essere reiterati, cioè faccio un esempio. Ieri a Treviso abbiamo fatto la settimana scorsa a Treviso abbiamo fatto
piccolo convegno nel quale è stata portata l'esperienza di un consultorio maschile, stiamo parlando di violenza, che è un'esperienza dell'Alto Adige. È evidente che quella è un'esperienza molto locale che può essere reiterata in altri territori. Questo è un esempio, ma esempi ce ne sono moltissimi. Penso a protocolli sempre legati al tema della violenza o esempi virtuosi di sinergie tra soggetti locali e province rispetto al tema dell'occupazione femminile. Possono essere riportati su altri territori e la Commissione regionale può essere il megafono che fa conoscere questo, e possono essere appunto reiterati tarandoli bisogno per bisogno. È evidente che la provincia di Verona avrà caratteristiche diverse da Belluno e via così, insomma, basta tararli. Verso l'alto invece, l'alto nel senso, appunto abbiamo parlato della regione che guarda i comuni per poter fare rete, invece una rete delle regioni o addirittura a livello ancora più complessivo, una rete europea esiste, può essere pensata, può essere utile soprattutto? Esiste ed è utilissima. La nostra Presidente Simonetta Tragnago è impegnata in una rete delle Presidenti delle Commissioni regionali, nelle quali in quella rete vengono discusse tutta una serie di attività, e anche qui vale il principio delle buone prassi. Cose buone che ha fatto il Veneto possono essere copiate da altre regioni, cose buone che hanno fatto altre regioni possono essere copiate dal Veneto. In tutto questo esiste una dinamica anche più ampia, più vasta, che è europea. Chiaro che quando parliamo di Europa non parliamo più di una semplice rete, parliamo di una struttura, come ben sappiamo, decisamente più ampia. Ben complessa. Assolutamente. Poco fa accennava a una cosa proprio di pochi giorni fa, questo consultorio maschile sulla violenza, perché appunto è una visione anche maschile da questo punto di vista. Quando parliamo di violenza, se noi parliamo di donne parliamo solo di vittime. A un certo punto o decidiamo che parliamo anche degli autori, altrimenti c'è qualcosa che non torna. Nessuno di noi sarebbe disponibile a ragionare solo di una parte, ed è evidente che bisogna lavorare anche con gli uomini. Con gli uomini vuol dire uscire probabilmente dalla colpevolizzazione pura e semplice, perché probabilmente non porta distante. Bisogna individuare delle strategie che per esempio a Bolzano sono state sperimentate, non è molto consolidato, ha preso ad esempio strategie di altri paesi europei, però appunto di questo consultorio maschile. È un consultorio solo maschile e che sta lavorando per far emergere le situazioni degli uomini maltrattanti, cosiddetto, anche se il termine è un po' antipatico, insomma, non semplicissimo. E accompagnarli a questo tipo di servizi, permettendo loro di acquisire consapevolezza del fatto che stanno reiterando comportamenti violenti e aiutandoli a capire come possono non agire più comportamenti violenti. Intanto quindi, prima ancora che risolvere i loro problemi, che probabilmente hanno anche natura più profonde, a volte psicologiche, intanto capire come posso comportarmi per non agire più violenza. Non è andato da poco, perché vorrebbe dire, se riuscissimo a fare questo a livello complessivo, intanto interrompere la violenza. Non interrompere ciò che genera la violenza, ma interrompere la violenza, che è già un qualcosa. Sono intollerabili i numeri che vediamo ogni anno legato alla violenza sulle donne, ai femminicidi. Non è un paese civile, un paese che presenta numeri del genere, oggettivamente. Mi ha dato diversi numeri, non in senso ironico ovviamente in questa trasmissione, sull'occupazione, sulla presenza in Parlamento molto bassa, in questo caso anche sulla violenza. Quali altre cifre ci sono che sono preoccupanti, che non abbiamo citato? Ci sono moltissime cifre. Io so anche che insomma a quest'ora del mattino rischia di essere pesantemente noioso parlare di cifre e rischio di riportare la gente al sonno, ma insomma il 20% della percentuale delle donne in Parlamento, per esempio, è il numero più alto che noi abbiamo. Nel senso che se noi prendiamo le regioni, a parte poche eccezioni, se non ricordo male la Toscana, però ci sono regioni, di nuovo se non ricordo male alcune regioni del meridione, che arrivano al 5% di cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una totale assenza. Questo vale anche per le giunte comunali, per i consigli comunali, i sindaci donna. Abbiamo la percezione che siano in crescita, e questo è vero,
ma non siamo ancora su numeri altissimi. In questo senso l'osservatorio presso l'Università di Padova, Alisa del Re, ne cito una, aggiorna continuamente questi dati e questi dati sono oggettivamente problematici. Quando parliamo, lo dicevo prima, quando parliamo di politica sembra che parliamo dell'aspetto peggiore, non è così. L'ambito dell'economia non va meglio, l'occupazione al 49% è un'occupazione bassissima, le donne imprenditrici, l'imprenditoria femminile è comunque molto bassa rispetto agli altri paesi, quindi le cifre drammaticamente, ovunque noi le prendiamo, ci dicono di un gap, di una distanza che dobbiamo colmare. Partiamo azzoppati in questo senso, cioè parliamoci chiaro. In piena crisi economica, il confronto con la Germania che facciamo regolarmente, non solo quando parliamo di spread, ma quando parliamo anche di altre cose, cioè, la Germania ha superato abbondantemente il 60% di occupazione femminile. Cosa significa questo? Significa avere molte più persone che lavorano, che producono reddito. Allora, nel principio del circuito, del ciclo virtuoso, avere gente che produce reddito, che percepisce reddito, che attiva i consumi è un innesco di nuovo a far girare l'economia, meno gente lavora, più rischiamo di tornare paradossalmente alla sussistenza. Questi sono i dati fondamentali secondo me. Un'economia digitale può aiutare a questo recupero? Può sicuramente aiutare. So che questo è un tema che sta molto caro a Cristina Greggio, cioè la vicepresidente, lei è molto esperta di questo, ma sicuramente in questo senso le economie del futuro o del presente, come le economie digitali o l'altra che mi viene in mente è la green economy, sicuramente possono essere d'aiuto, perché non richiedono in molti casi partenze in termini imprenditoriali molto significative e molto cospicue, ma permettono grandi sviluppi. Teniamo conto che poi, per esempio, la Regione Veneto sostiene l'imprenditoria femminile con molti provvedimenti, penso al fondo di rotazione che permette alle donne imprenditrici che vogliono pensare di fare un'impresa di trovare finanziamenti e sostegni economici, che non è poca cosa, perché in momento di crisi del credito questo è un dato fondamentale. Una domanda che però ho adesso per il formatore, che è in lei prima che il consigliere della Commissione Pari Opportunità. Che carenze vede in particolare mentre vengono formate appunto le donne? Sono più carenze, diciamo, o che ci siano, sono più carenze di conoscenza o delle carenze particolari sul lavoro? No, assolutamente no. Teniamo conto che tutti i dati ci dicono che le donne studiano per esempio di più e meglio degli uomini, con risultati migliori. Quindi le carenze che noi abbiamo in termini di formazione sono di nuovo, hanno a che fare drammaticamente di nuovo con gli aspetti culturali. Che dicevamo prima. Sono troppe le ragazze che non scelgono per esempio facoltà scientifiche, pur avendone tranquillamente le capacità, perché culturalmente le pensiamo come occupazioni maschili. Colpa della famiglia, quindi da questo punto di vista? Allora, colpa della famiglia rischia di essere come colpa della società, quindi vuol dire tutto, non vuol dire niente, però un po' sì. Cioè, nel momento in cui noi incentiviamo i figli maschi a cercare professioni più tipicamente tecnico-scientifiche e le nostre figlie femmine a cercare professioni più tipicamente umanistiche, legate al lavoro di cura, legate a questa roba qui, noi stiamo forzando. Noi dobbiamo creare le pari opportunità, ecco che termine torna, cioè le pari condizioni di partenza. Chi è più propenso a materie scientifiche vada a fare materie scientifiche. Chi è più propenso a materie umanistiche vada a fare materie umanistiche. Cerchiamo di fare in maniera che ognuno trovi la propria strada, cioè perciò per cui probabilmente è più predisposto, ciò che gli riuscirebbe meglio. Avremo evidentemente maggiori eccellenze da una parte e dall'altra, questo è evidente. Se torniamo invece, se ragioniamo ancora di formazione che viene prima e parliamo di bambini, c'è un elemento sul quale bisogna assolutamente lavorare, che è di nuovo culturale, che è pensare alla parità tra donna e uomo culturalmente, immaginarci che questo sia un dato fondamentale, che riguardi ogni ambito della vita. Ricordo ogni tanto, e lo ricordo in forma divertita, però dall'altra parte è seria, a me è capitato di fare dei percorsi nella fascia delle scuole medie. C'è un'attività in cui con dei ragazzi e ragazze, chiediamo loro di interpretare una tipica situazione familiare ed è una scenetta nella quale loro improvvisano. Troppo spesso capita che chi deve impersonare la mamma, cioè si medesima nel ruolo della mamma,
simula di cucinare mentre il papà simula di guardare la televisione. C'è qualcosa che non va, insomma, per esempio. Con questa ultima valutazione concludiamo anche questa nostra chiacchierata, questa mattinata dedicata alle pari opportunità. Ringraziamo Mirko Pizzolato della Commissione della Regione Veneto e buona giornata e buona attività in Commissione. Grazie mille. E grazie a voi per l'ascolto. 7 in punto torna come di consueto domattina alle 7 in punto, ovviamente. Grazie a voi, buona giornata.